altro tassello verso una protezione civile che guarda alle specializzazioni e oggi l'abbiamo firmata con l'area sanitaria della Croce Rossa italiana, proprio perché accanto al tanto volontariato, ai tanti volontari che sono preparati per un volontariato di base, noi dobbiamo andare verso una protezione civile sempre più specialistica, capace di intervenire con tempestività ed efficacia. Ci sarà un maggiore coordinamento tra le forze ed una catena di comando molto più chiara, a partire dalla Protezione Civile regionale, che avrà la competenza di dare indicazioni, di dettare procedure e di governare i momenti sia della difficoltà che della formazione. Pare non avere pace questa nostra terra e gli sconvolgimenti sempre di più oggi portano ad un'azione dell'uomo riparatrice dopo i tanti danni probabilmente anche fatti. Lì la protezione civile sta avendo veramente un ruolo sempre maggiore. Guido Bertolaso e la sua partenza verso Haiti hanno dimostrato ancora una volta come si guardi alla protezione civile italiana per dare aiuti, indicazioni, suggerimenti molte volte rispetto a quello che accade nel mondo. Ma noi abbiamo ancora da finire la ricostruzione dell'Abruzzo prima di partire per Haiti e credo che questo debba essere ricordato, perché non vorremmo che solo l'ultima delle tragedie fosse ricordata nei nostri occhi e nella nostra memoria. Siamo in una società dove purtroppo l'immagine e il clamore dettano anche le condizioni e le emozioni, invece noi dovremmo essere capaci di ricordare al di là di quello che ci scorre davanti agli occhi. L'Abruzzo è ancora lì con la sua difficile ricostruzione, con una città ancora distrutta che probabilmente solo tra 10 anni tornerà ad essere viva. Non dimentichiamoci, non dimentichiamolo, i tanti volontari che sono rientrati proprio gli ultimi a Natale hanno sofferto 9 mesi lì con continuità. Tanti veneti, oltre 4.000, ecco, a questi dobbiamo dire grazie con ancora la nostra generosità e la nostra attenzione.